I disturbi specifici dell'apprendimento. Che cosa sono e come funzionano? Te lo spiego. I DSA, o disturbi specifici dell'apprendimento, si dividono in dislessia, disgrafia e disortografia e discalculia. Si tratta di disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. La dislessia è un disturbo specifico della lettura, che rende difficile la lettura e la comprensione di testi scritti. I dislessici hanno difficoltà a mettere in connessione le lettere con i suoni della propria lingua, cosa che impedisce una capacità di lettura accurata e fluente. Le persone dislessiche vedono le scritte su un foglio in modo diverso da chi non è dislessico. Le lettere si confondono e sembrano fondersi, e a volte sembrano quasi spostarsi sul foglio. E dato che è così complesso per le persone dislessiche capire le parole scritte, spesso queste usano metodi di compensazione, come provare a leggere per intuizione, magari tirando a indovinare avendo riconosciuto solo alcuni elementi grafici di parole note. Questo rende la lettura possibile, ma molto lenta e faticosa. La disortografia è un disturbo specifico della scrittura. Le persone disortografiche hanno difficoltà nello scrivere in modo corretto le parole e a trasformare il linguaggio parlato in linguaggio scritto. La persona disortografica confonde i suoni alfabetici che si assomigliano foneticamente o graficamente, ad esempio FI e V, oppure P e B, oppure tralascia alcune parti della parola, ad esempio la doppia consonante, o inverte sequenze di suoni all'interno delle parole, ad esempio sefamoro anziché semaforo. Anche la disgrafia è un disturbo specifico della scrittura. I disgrafici hanno difficoltà a scrivere a mano in modo corretto e veloce. Provate a trascrivere questo testo con la mano sinistra se siete destri o con la mano destra se siete mancini. Ecco, ora sapete più o meno che cosa significa avere un disturbo specifico della grafia. La discalculia è un disturbo specifico della comprensione dell'aritmetica e di come svolgere semplici operazioni matematiche. Per le persone discalculiche, fare semplici operazioni aritmetiche, come contare il resto dopo un acquisto o calcolare quante ore mancano alla cena, è estremamente difficile e richiede un grande sforzo. Per capire come si sente una persona discalculica, provate a immaginare di essere uno studente di lettere che cerca di sostenere un esame di trigonometria alla facoltà di matematica. Non esiste una causa accertata per lo sviluppo di un DSA, ma sembra essere un fenomeno più comune in alcune famiglie, il che suggerisce che possa essere legato a fattori genetici. I DSA non sono causati da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici, e nemmeno da deficit sensoriali, ma dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Immaginiamo che, ad esempio, il processo di lettura e comprensione di un testo o di un'operazione aritmetica siano come una strada da percorrere, in cui un'informazione scritta debba viaggiare da un punto A, ovvero un foglio di carta o una lavagna, ad un punto B, ovvero quell'area del nostro cervello dove avviene la comprensione e l'assimilazione delle informazioni. In una persona senza DSA, le informazioni scritte vengono lette e fanno un percorso relativamente lineare all'interno delle reti neuronali del cervello, fino ad essere comprese e assimilate. Nel cervello di una persona con DSA, invece, queste reti neuronali non seguono percorsi standard e anzi questi percorsi sono ricchi di bivi, deviazioni o vicoli ciechi. Questo non vuol dire che le persone con DSA siano meno intelligenti o che non siano in grado di comprendere le informazioni scritte o di fare di conto, ma solo che la loro struttura cerebrale rende il viaggio delle informazioni più lungo e arzigogolato, e quindi compiti considerati banali o automatici, come leggere una breve frase o fare un'addizione, possono richiedere loro molto più sforzo, più attenzione e più tempo. Questo diverso funzionamento del cervello è innato e non cambia nel tempo, quindi non si guarisce dai disturbi specifici dell'apprendimento, ma con il tempo e degli adeguati strumenti di supporto, come mappe concettuali, audiolibri o video, è possibile permettere alle persone con DSA di apprendere efficacemente. Questi strumenti funzionano un po' come una mappa o una bussola per un viaggiatore e aiutano le informazioni ad arrivare a destinazione, permettendo alle persone con DSA di raggiungere gli stessi obiettivi degli altri. Essendo disturbi specifici dell'apprendimento, i DSA vengono solitamente diagnosticati quando si inizia ad apprendere, e cioè quando si inizia a frequentare la scuola. Per questo è molto utile una diagnosi precoce, che permette ai bambini con DSA di ricevere un piano didattico personalizzato, fatto apposta per calibrare un piano di studi adatto alle proprie caratteristiche.
In Italia i disturbi specifici dell'apprendimento sono tutelati dalla legge 170 del 2010, che prevede una procedura apposita per la certificazione di un DSA. Questa procedura è diversa da regione a regione ed è bene conoscerla prima di iniziare l'iter per la certificazione, per non rischiare di vedere la richiesta respinta per questioni meramente burocratiche. A volte ricevere una diagnosi per DSA può far sentire la persona, soprattutto i bambini, meno capace degli altri e non all'altezza, e in questi casi diventa fondamentale ricevere un sostegno psicologico per l'elaborazione della diagnosi e per un maggiore benessere futuro. Questo video è stato realizzato con la preziosa collaborazione dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Visitate il loro sito all'indirizzo www.ordinepsicologiveneto.it per trovare aiuto psicologico e informazioni sulla professione di psicologo in Veneto. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividetelo e fateci sapere nei commenti quale vorreste che fosse il prossimo video di Te lo spiego. Cercheremo di accontentarvi tutti, piano piano. Per realizzare i nostri video infatti sono necessarie moltissime ore di lavoro, ma se volete darci una mano a realizzare sempre più video sempre più velocemente, potete farlo tramite una donazione su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/telospiegovideo. In cambio riceverete sempre qualche ricompensa e il vostro nome comparirà nei ringraziamenti finali dei video di Te lo spiego. Grazie a tutti e che l'iguana sia con voi!